Buonasera e bentornati tutti a tre, il format di Sardegna Gold dedicato ad arte, cultura e intrattenimento. Io sono Michele De Montis, con me in regia c'è Roberto Di Sì e oggi abbiamo il piacere di ospitare con noi in studio Claudio De Murtas, autore di Carillon, edito da Dialoghi. Ciao Claudio e grazie di essere qui oggi. No, grazie a te perché sicuramente mi sento lusingato di avere dedicato un po' di tuo tempo prezioso a me. Anche noi ci sentiamo lusingati per il fatto che tu abbia dedicato a noi il tuo tempo. Carillon è un romanzo da una trama molto densa e fin dalle prime righe si intuisce che è un romanzo che si discosta alquanto dalla attuale produzione letteraria, specie qui in Sardegna. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora, Carillon è un romanzo sull'amore. Non è una storia d'amore, è un romanzo sull'amore. Materia abbastanza complicata, intricata, difficilissima da trattare. Io ho usato molte metafore, molte suggestioni anche, come dire, anche letterarie, nel senso che mi sono riferito ai miei ricordi di liceo e non solo, e quindi ho cercato di venirne fuori con con delle proposte, per carità, o delle verità, perché io non ho niente da insegnare a nessuno assolutamente, però sicuramente è per qualche motivo di riflessione. Io spero che i lettori, leggendo questo romanzo, la possano avere. Per esempio, a me aveva sempre molto intrigato la vicenda di Dante con Beatrice. Io mi chiedo, ma è possibile che sia bastato uno sguardo per scatenare tutte quelle emozioni, tutte quelle vibrazioni dell'anima, tutte quelle meraviglie che poi hanno portato quest'uomo a scrivere la Divina Commedia? E che risposta ti sei dato? Mi sono dato una risposta, come dire, che è un punto interrogativo, e cioè che l'amore, diciamo quello che veramente ti cala dentro e ti innalza, non è sicuramente legato al modo con cui molti anche oggi troppo facilmente lo interpretano, cioè il sesso. È una cosa staccata dal sesso, tanto è vero che, o meglio, il sesso per me è una cornice di un quadro che è tutto da scrivere, da descrivere, emozioni e sentimenti. Sono sentimenti che devono essere, come dire, capiti e interpretati in un certo modo. Cioè, certe emozioni non si spiegano altrimenti. Quindi dal tuo punto di vista è una sorta di amore che si distacca dall'eros. Sì, l'eros può essere un complemento, ma non si sfuoca. Cioè, in un quadro tu cosa vedi? Vedi la cornice? Ma no, in un quadro vedi il quadro. Poi magari puoi dire, sì, la cornice è bella, cioè, è una cornice tutta istoriata, una cornice barocca. E in questa tua visione dell'amore, il rapporto tra amore e sesso, quanto c'è di tuo personale e quanto invece c'è del personaggio che tu hai creato all'interno di queste pagine? Questa è una domanda un pochettino, come dire, Imbarazzante. è abbastanza imbarazzante, perché io non mi identifico mai nei miei personaggi e nei miei romanzi. Io sono altra cosa. Però devo dire che è un problema che mi sono posto. Mi sono posto spesso, a cui ho cercato di dare delle risposte, a cui anche con continuità di intenti sto cercando di rispondere tuttora, perché a queste domande non si risponde mai che uno non riesce a rispondere che non alla fine poi della sua traiettoria. Il protagonista di questo romanzo è un professore. Tu hai dedicato gran parte della tua vita all'insegnamento. Questa è la coincidenza il fatto che anche il protagonista sia un professore o c'è un richiamo al tuo vissuto personale? Guarda, ti rispondo in un altro modo. Molti lettori mi fanno la classica domanda, ma è autobiografico il romanzo? Io rispondo così: tutti i romanzi sono autobiografici, nel senso che anche se tu stai parlando di un alieno,
stai parlando di un argomento più lontano possibile, è sempre autobiografico, perché tu stai sempre parlando di te stesso, ma non nel senso che quello che hai scritto ti è capitato, no, nel senso che forse avrebbe potuto capitarmi. Certo. E qual è stata la prima reazione del pubblico a questo romanzo? Dunque, io ho avuto, cioè la prima reazione importante l'ho avuta dalle edizioni Dialoghi, che mi ha proposto una pubblicazione. È ambizione e sogno di tutti gli scrittori ricevere la telefonata dall'editore che ti dice: senti, mi è piaciuto il tuo romanzo e te lo pubblico. Così è capitata a me. C'è della gente che si innamora di questo romanzo. Addirittura io mi sento molto imbarazzato quando qualcuno mi chiama maestro. Ma maestro di che? Io non ho niente da insegnare a nessuno, assolutamente. Cioè, ho il piacere di poter comunicare emozioni e di riuscirci. Anche perché lo scopo della letteratura e del romanzo è questo: creare emozioni e riuscirsi. I primi romanzi erano quelli che i nostri antenati scrivevano nelle caverne, i graffiti. Che cos'è una scena di caccia? È un romanzo. Che crea un'emozione. I romanzi devono creare emozioni. Se ci riesci, sei al settimo cielo. Quando uno mi dice: guarda, il tuo romanzo mi ha fatto vivere delle cose molto belle, io sono con i piedi sollevati per terra. Quali sono gli elementi di continuità e discontinuità con le tue due precedenti opere, Chiaro di Venere e Il cammino dell'anima? Chiaro di Venere è una storia anni 60. È una storia di formazione, e anche lì il tema dell'amore c'è. Non solo dell'amore, ma è centrale anche lì. Il cammino dell'anima invece riguarda la storia di un prete. Lì siccome io sono cristiano, sono credente, non troppo praticante, perché credere non vuol dire andare sempre in chiesa, ma significa averlo dentro di sé, questo seme. È la storia di un prete, ripeto, che vive un contrasto tra la Chiesa come è concepita nei paesi opulenti, nei paesi della ricchezza, i nostri, e quelli invece che hanno a che fare con le favelas dell'America Latina, dove c'è quel tipo appunto di cristianesimo che si incarna nel Vangelo, che cerca di realizzare il Vangelo. Un esempio meraviglioso, secondo me, ce l'abbiamo in questo magnifico Papa, che Dio lo faccia vivere a lungo, a lungo, a lungo. Sei un estimatore di Papa Di Francesco? Papa Francesco, sì. Ho capito. E volevo domandarti, come avviene con te il processo di scrittura? Tu, se posso raccontare un episodio importante della tua biografia, tu hai raccontato di questa chiamata che hai ricevuto da Dialoghi, ma possiamo dire che il primo talent scout sia stata tua moglie? Che ha compreso, ti ha spronato nell'iniziare a scrivere? Sì, ebbene sì, devo dirlo proprio con la massima chiarezza, anche se lei non ha, cioè lei un po' si schermisce, insomma. Ma mia moglie è di Guspini. A Guspini c'è un masso che pesa parecchie tonnellate, che è in bilico su un diruppo. Questo masso è sempre in bilico e sembra che stia per cadere, ma non cade, mai. Non cade mai. Se qualcuno non gli dà la spinta, non rotola. Così io non avevo mai pensato, anzi, mi ero sempre proposto, leggendo un romanzo, di chiedermi: ma come fa uno scrittore a scrivere, inventarsi tante cose? E lei è stata che mi ha dato una spinta. Mi ha detto: perché non provi a scrivere? E come si fa a scrivere? E gli ho detto: scusa, immagina di fare un tema. Professoressa di italiano e storia, quindi mi diceva così. E io dopo un anno circa mi trovavo a tavolino nella mia scrivania e ho provato così per anche a scrivere, e mi sono accorto che il meccanismo della scrittura è sconosciuto a me stesso, perché io, se uno mi chiede: fai un tema, per esempio scrivi un romanzo sulla che so, sulla guerra
sulle guerre o su una guerra particolare. Non ci riuscirei a scriverlo, non ci riuscirei. E uno potrebbe banalizzare dicendo è l'ispirazione, ma non so se sia ispirazione. Tu metti una parola, poi un'altra, una fila di parole, una catena di parole. A volte le parole sono sfuggenti come anguille. Sì, sì. Sì, perché mi è capitato a volte di rimanere fermo tutta una mattina. Io non sono molto prolifico, io quando scrivo 1 ora e mezzo, 2 ore al giorno e basta, di mattina. E essere inchiodato perché la parola giusta non mi veniva. Ed è questo un problema molto difficile. E ti succede ancora questo? Sì, sì, perché io sono, forse qualcuno mi potrebbe chiamare anche un maniaco. Un perfezionista? O un perfezionista, sì, ma per me la parola è fondamentale. Io ricordo tanti anni fa una corrispondenza che ebbi con Valentino Bompiani. Era il creatore della casa editrice Bompiani, quello che pubblicava i romanzi di Moravia. Moravia adesso è scomparso, nessuno parla più, ma è stato uno dei grandi del Novecento. Sì, assolutamente. Lui la compagna. Sì. E lui mi aveva risposto così: si ricordi, professore, che in un romanzo la parola non è tutto, ma quasi tutto. Cioè, voglio dire che invitava poi... E che cosa è la differenza che c'è fra il tutto e il quasi tutto? Nel senso che, cioè, intanto io ho capito che scrivere è più che l'arte di mettere parole, è l'arte di toglierle. Perché se una scena, una descrizione, eccetera, la puoi scrivere con 4 parole, la quinta è di troppo. Ovviamente c'è l'arte dell'essenzialità, ma l'essenzialità a volte potrebbe essere anche una, come dire, un mezzo per far mancare qualcosa alla descrizione. Quindi non ci deve essere né una parola in più né una parola in meno. Quindi è una cosa molto, molto, molto difficile. Ecco, perdonami, potrebbe essere che questa tua concezione della scrittura in qualche modo sia stata influenzata dalla tua formazione, una formazione giuridica? No. Assolutamente no. Più che altro è dallo scrivere. Ho capito io. Il mio primo romanzo ne avevo fatto un malloppo battuto a macchina di 600 pagine. È un po' come il vino che bolle in una botte. L'hai asciugato un po'. Asciugato un po', si è ridotto a meno di un terzo. A meno di un terzo. A meno di un terzo. Perché tutto quello che ho tolto era da togliere, era da eliminare. Ecco, chi ti aiuta in questo processo di editing? Allora, no, il processo di editing deve essere fatto in ogni caso. Deve essere fatto l'editing dei miei romanzi è stato fatto da due giovani intellettuali. Una l'ho persa di vista e l'altra è tuttora quella che mi ha fatto l'editing del cammino di Carillon e anche del Cammino dell'anima. È necessario perché un romanzo, prima di essere dato alle stampe, deve essere visto anche dall'esterno. Certo, un riscontro di un ipotetico lettore. Certo. Sì, deve essere visto dall'esterno. Ti può chiedere o può visualizzare delle cose che non vanno. E allora ti dice correggi qui, correggi là, naturalmente è un dialogo, eccetera. E naturalmente deve essere molto preparata questa persona. Ma la giovane donna che mi ha fatto, che mi sta curando tuttora l'editing anche del quarto romanzo, ha lavorato per diversi anni con Einaudi, prima che fosse già una ventina di anni fa, insomma, o né più né meno. E quindi è una persona molto preparata. Ho capito. Hai menzionato il tuo quarto romanzo, ci puoi anticipare qualcosa? Se puoi, insomma. No, sai perché? Non troppo. Intanto perché non so ancora il titolo. Il titolo di questo quarto libro l'ho demandato appunto a questa donna, questa ragazza, questa giovane donna. Non saprei neppure io come definirlo.
Questo è proprio quello più strambo che mi è venuto fuori. Anche in questo caso ci sarà un romanzo che parlerà d'amore? Sì, 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 sì. Ed è praticamente una... questa, come chiamarla, questa ricerca, con questo romanzo poi ha la risposta definitiva, perché io amo non definire mai la fine, cioè la conclusione del romanzo, l'epilogo. Non sono io che la devo dare su un piatto ai lettori, è il lettore che se la deve scegliere. Cioè io voglio che il lettore partecipi alla storia dandogli lui la fine, l'epilogo. Ecco, e il lettore come prende questo tuo atteggiamento, questo tuo approccio? È apprezzato o rende più difficoltosa la fruizione dell'opera? No, io credo che sia apprezzato perché io cerco di coinvolgerlo. Per esempio, il cammino dell'anima finisce con un punto interrogativo. La risposta a questo punto interrogativo la dai tu che sei lettore, non io. Perché se tu ti trovi in un certo confronto con il personaggio e credi che, faccio un esempio così, che il personaggio sia negativo, che debba morire, lo fai morire. Se invece credi che non sia, che sia positivo, lo fai vivere. Ecco, ti è capitato di confrontarti con i tuoi lettori su il finale che loro hanno attribuito alla tua opera? Sì. Sei stato sorpreso o era qualcosa che ti aspettavi? No, perché io ho detto, guarda, se a te è sembrato così, è così. Se ad un altro sembra in modo opposto, è così lo stesso. Perché le risposte derivano dallo stato d'animo, dal come ti sei atteggiato. La percezione, certo. Sì. Quindi io, una volta che il libro viene scritto, non è più mio, è del lettore. Certamente. Appartiene al lettore se tu cerchi di fare un'opera letteraria, perché se invece cerchi di scrivere così, storilline, vabbè. La famosa lettura artistica di cui parlava Nietzsche in merito alle sue opere. E chi sono i tuoi maestri, se ne hai, Claudio? Moravia. Moravia. Io ho letto tutti i libri di Moravia. Oggi non... Tu senti mai parlare di qualcuno di Moravia? Potrei magari parlare di Italo Svevo. Effettivamente Moravia è uno scrittore che è entrato in una sorta di cono d'ombra negli ultimi decenni. Sì, sono d'accordo con te. E secondo te da cosa dipende questo? Così un pourparlers che è anche interessante. Ma perché io credo che oggi sia difficile trovare case editrici che pubblicano letteratura. Le case editrici pubblicano di solito prodotti uso e getta. Faccio un esempio. Io sono un amante di Camilleri, Sì. un estimatore di Camilleri, che ha inventato una lingua tutta sua, eccetera. E quindi le sue storie sono accattivanti, però da Camilleri è nata tutta una serie di scrittori che fanno gialli, fanno i thriller, eccetera, in cui tu praticamente, io secondo me, la mia opinione personale, poi posso dire cavolate, in cui tu rifletti forse meno di quanto dovresti riflettere, perché si tratta di sapere come va a finire la storia, chi è ucciso, come è finita. Cioè, infatti, guarda, se tu la maggior parte delle case, cioè, quanti ce ne sono di commissari? Commissario Montalbano, poi ci sono le donne, poi c'è la Lobosco, poi c'è Quello che mi domando è, da questo punto di vista, perché anch'io nel mio piccolo ho constatato che effettivamente la dimensione giallistica sta diventando prevalente. Non pensi che in questo abbia influito anche una certa influenza della televisione e delle serie TV? Penso di sì. Ma soprattutto anche ha influito una forma di pigrizia. Probabilmente perché chiaramente il raccontare un delitto è molto semplice, c'è l'elemento splatter del cadavere, c'è l'elemento thriller dell'assassino, c'è l'indagine e quindi hai la strada un po'
segnata, ecco. Sì, poi fa meno pensare. Cioè, se tu stai leggendo un thriller o un giallo, sì, ti viene la curiosità di sapere chi è, eccetera, se è il maggiordomo, chi è per lui, ma Poi per carità ci sono anche i grandi gialli, certo, certo, assolutamente. certamente. Però, cioè, il lettore, secondo me, si stimola il lettore pigro a non andare al di là di quel filone. Perché? Perché pensa poco. Domanda provocatoria, se me la Sì. consenti. In un'epoca come la nostra, in cui purtroppo il numero di lettori sta diminuendo sensibilmente, e gli effetti positivi o negativi che siano magari li vedremo quando non ci saremo più, esistono ancora lettori pigri? O il lettore, per il solo fatto di essere lettore, non può più essere definito pigro? Questa sai che è una domanda a cui probabilmente è difficile dare una risposta. Che forse ci sono. Allora, l'importante è essere lettori. Forse è quello il problema, il problema di fondo, il più importante. Sì, l'importante è essere lettori. Poi, se una persona non ha, come dire, la capacità di spendersi nella lettura, poi si affinano i gusti e si fa sempre più in alto. Io faccio un esempio. Io sono un lettore di Tex Willer, che è un fumetto. Bene, io trovo che Tex Willer, come altri pochi, sia una forma di letteratura minore, perché è scritto benissimo in italiano. Scritto benissimo. E quindi c'è una certa. Cioè anche il fumetto può essere. Uno che legge un fumetto non è uno che a un certo punto prende il cellulare, lo smartphone o l'iPhone e si mette così a pescare nei social. Anche quindi, anche leggere anche Topolino è fatto molto bene. Certo, assolutamente, anche la costruzione delle storie, ma se mi consenti un piccolo ricordo, mi ricordo mia nonna, non era certamente una persona di cultura sterminata, e ogni settimana si leggeva il suo romanzetto Harmony. Pensiamo oggi, chi è che legge un libro a settimana? Sì. E da questo punto di vista tu sei stato anche un docente, e Sì. quindi hai avuto uno sguardo privilegiato sul mondo giovanile, sul mondo dei ragazzi, e ultimamente assistiamo a una riduzione, benché ci siano ancora tantissimi ragazzi molto preparati, con una mente molto sveglia, molto agile, però nella media constatiamo una progressiva riduzione del numero di lettori. Sì. E pensi che sia un processo irreversibile questo? Che idea ti sei fatta? È che il processo, invertire questo processo è molto molto difficile. Allora, primo bisogna dire una cosa, cercare di fare filtro, cioè l'insegnante lo fa non uno che è alla ricerca di un lavoro, ma chi ha la passione di insegnare, come mi vanto di aver fatto io, perché io sono stato un insegnante che ha insegnato per passione, con gli stipendi più bassi d'Europa, come sono adesso ancora, gli stipendi più bassi d'Europa, però dovrebbe essere eliminata tutte quelle persone che non hanno la vocazione. Ci vuole una vocazione, non soltanto una vocazione di amare i ragazzi, ma di insegnare loro delle cose per la vita, per la vita. Io nel mio piccolo credo di essere riuscito nello scopo. Io ho ancora alunni che vengono a cercarmi, che mi trovano e hanno raggiunto posizioni anche. Ma per fare questo non bisogna. Io per esempio non ho mai messo in vita mia una nota sul registro. Le famigerate note sul registro. Perché non hai mai avuto uno studente come me? No, ne ho avuto molti studenti difficili. Ma gli studenti difficili erano quelli che mi colpivano di più. Perché bisognava prenderli, magari fare tutte le critiche, ma non davanti alla classe, da soli. Mi prendevo alla ricreazione o in un andite, cioè sotto braccio. E i risultati che si ottengono Col dialogo. col dialogo sono una cosa incredibile. Io non ho mai avuto problemi. Cioè, ho trovato anche quelle ragazze che mi dicevano, ma io dicevo sempre, ma perché? Mi dicevano, ma io non voglio rispondere perché. Io voglio soltanto ripetere a memoria. Cosa fai davanti a questi muri?
che ti innalzano. Lì è molto difficile subentrare. Certo. Questo. Certo. Però io credo di aver dato qualcosa, ecco. Ho capito. Claudio, certo che sei a lavoro, a lavoro sul tuo quarto romanzo. Non andiamo oltre per quanto concerne il trama, titolo, il concept del romanzo. Giusto una curiosità, hai una previsione di quando questo romanzo verrà pubblicato, più o meno? Ma intanto devo fare l'editing, che non è stato fatto, e poi bisogna vedere. L'esito dipenderà da questo romanzo su cui ho scommesso tutto, perché io mi sono detto adesso basta con i dilettanti allo sbaraglio, io cercherò di farmi affiancare da professionisti, infatti Francesca Ghezzani è una di queste, da social che tengono social manager, perché io non ho la possibilità. Francesca, che salutiamo, la tua detta stampa. Sì, così lo diciamo anche agli ascoltatori. Sì, grazie, una donna assolutamente in gamba e capacissima nel suo lavoro, però è chiaro che anche lei miracoli non ne può fare, perché la possibilità che questo romanzo si diffonda è, primo, tanto nell'opportunità che mi dai tu di farmi sentire da qualcuno, e di comprarmi, che i miei libri sono in vendita da Succa, in via Grazia Deledda, anzi in via Satta, e bisogna che questo romanzo, questo libro finisca nelle mani di uno che ha la possibilità di farmi scavalcare il muro, perché sono adesso al di qua del muro, non al di là. Ho capito. Bene, in questo, Claudio, assolutamente ti auguriamo le migliori fortune, sperando magari di rivederti nel nostro studio per il tuo prossimo romanzo. Io ti sono infinitamente grato del tempo che mi hai dedicato. Ma grazie a te, Claudio, grazie ai nostri ascoltatori, grazie a Roberto Dessi in ascolto. Qua abbiamo Carillon, il romanzo di Claudio De Murtas, edito da Dialoghi. Grazie a tutti e alla prossima puntata di 3.